C'era questo collegamento interrotto che isolava la baia di Paraggi e il borgo di Portofino, quindi una parte di Santa a Portofino. Dopo tanti mesi in regime emergenziale, con l'urgenza di ricostruire questa strada in tempo utile per l'estate, anche per salvaguardare il comparto turistico, ricettivo e imprenditoriale, il risultato è stato ottenuto grazie alla collaborazione e alla sinergia dei nostri comuni con Regione Liguria e con Città Metropolitana, quindi anche una festa della buona politica che sostituisce il conflitto con la sinergia, che punta a obiettivi comuni e che li raggiunge nei tempi debiti. Ce lo meritiamo, se lo merita il sindaco di Santa Margherita, se lo merita il sindaco di Portofino e se lo merita il Tigullio, ma soprattutto lo ritengo che sia un esempio di una buona politica, la politica con la P maiuscola, una politica che in 5 mesi ha dato dei risultati concreti, sembrava impossibile, dal 28 ad oggi sono trascorsi solamente 5 mesi e riavere una strada secondo me non è poco. Il messaggio che lancerei io è che non sia una cosa isolata questa festa, cioè la promozione del territorio va continuata a fare, andava fatto prima, questo è il mio piccolo appunto, subito dopo la mareggiata. Comunque adesso bisogna comunicare al mondo, non solo a Santa Margherita, che il Tigullio è pronto, riparte e continuare, partecipare alle fiere internazionali, tappezzare gli aeroporti europei di manifesti, insomma farci vedere nei cinema stranieri, nelle televisioni straniere. Dopo tutta la distruzione che abbiamo visto, ma anche la forza e la capacità di reagire, e poi affidare la giornata di festa ai bambini è il messaggio di speranza più bello che ci possa essere. Quindi, e poi è bellissimo il messaggio che siamo uniti, Rapallo, Santa Margherita e Portofino, perché credo che sia fondamentale far capire che se uno è in difficoltà, in questo caso poi per di più se è Portofino, il fatto che gli altri comuni si stringano a fianco è bello, quindi viviamoci questa giornata con le famiglie.